Mancano circa 58 ore al fischio d'inizio della finalissima di Supercoppa europea tra il Paris Saint-Germain e il Tottenham. È tutto pronto per i 2 giorni di festa a Udine in occasione della finale di Supercoppa UEFA. Tutto avrà inizio martedì 12 agosto con l'inaugurazione della UEFA Fan Festival in Piazza Libertà, con il taglio del nastro ufficiale alle ore 11. Il villaggio sarà aperto e fruibile per tutta la giornata di martedì e anche mercoledì. Il giorno del match, oltre all'attività in centro, spazio anche ai tifosi delle due squadre finaliste che si troveranno, per la precisione, al Parco Moretta in piazza Primo Maggio, prima di partire in direzione dello stadio. Sul terrapieno di Piazza Libertà sarà possibile osservare le 3 coppe UEFA, Champions, Europa League e Super Cup, come è stato per tutte le tappe precedenti del Trophy Tour. Le 3 coppe più importanti del calcio internazionale saranno accessibili negli orari di apertura, martedì 12 dalle 10 alle 22, mercoledì 13 agosto dalle 10 alle 17:30. Alla UEFA Fan Festival saranno disponibili anche giochi, gadget e animazione serale con proiezioni dedicate all'evento calcistico dell'estate. I visitatori potranno anche acquistare il merchandising UEFA e bere qualcosa di fresco al chiosco brandizzato gestito da UEFA vicino a Palazzo d'Aronco. Il comune di Udine introduce una novità pensata per unire lo sport e le opportunità economiche. Dopo un attento confronto con le forze dell'ordine e in pieno accordo con le categorie, l'amministrazione comunale ha deciso di consentire ai locali pubblici dotati di The Horse esterni di trasmettere la partita della finale anche all'aperto sui propri schermi.